Scatman's World. Bella ragazzi, ciao a tutti da Comandante Veneziano, siamo su Flight Simulator e oggi giretto sui Caraibi. Siamo all'aeroporto di Antigua, dobbiamo arrivare all'aeroporto Princess Juliana di St. Martin. Niente, sarà proprio un volo così, un volo tranquillo, tanto per cazzeggiare un pochino. E niente, ragazzi, siamo qua all'Antigua. Adesso bisogna fare un po' le piccole procedure, andare subito in pista e partire. Ok ragazzi, siamo pronti a partire. E andiamo raga, verso l'aeroporto Princess Juliana. Vai. Ok, vai che ci siamo. Boh, era un bel po' che non faccio un viaggio qua così, insomma, in aeroporti un po' diversi da normale, un po' meno ordinari. Vai che andiamo e andiamo. Ok ragazzi, guardate lo spettacolo. Devo andare a quota 4000. L'aeroporto in lontananza. Stiamo lasciando Antigua per portare questi puttanoni al Princess Juliana, ragazzi. Che è anche l'aeroporto non di default, È uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo puro. Vai di screenshot e godo. Guardate l'acqua qua. È scarsa l'acqua qua, ragazzi. Scarsa. Molto, molto scarsa. Un po' di screenshot me li godo, ragazzi, assolutamente, perché non puoi non farli. Abbiamo un traffico aereo bassissimo, solo un King Air 350, un FP. Scusate, sono un po' andato, dovete accettarlo. Sono le 5:20 del pomeriggio. E si gode tantissimo. Siamo adesso, sono 100 miglia circa. Ok. Va bene. Ciao. Tanto solo uno l'approccio, quindi insomma è un po' possibile sbagliare. Guardate che bella, guardate che roba, raga. L'aeroporto in lontananza ormai. Stiamo lasciando la bellissima Antigua. Guardate, è fatta anche bene. Cioè questa, nel senso, non è di default chiaramente, perché ho sempre tutti quanti insomma le Orbx e robe così. Non è bellissimo però adesso. Attenzione, che no, potremmo trovare brutto tempo a St. Martin, fiori. E la cosa non mi piace. Ok, siamo in salita. Per punto di vista comandiano, cazzo, ma c'è brutto tempo, i Caraibi, solo io posso trovare brutto tempo, vabbè. Mancano 80 miglia, 24 minuti, comunque una tappa tranquilla, alla fine. Arrotondando alla grande atterraggio e decollo un'oretta, ma proprio se la fai grandissima, e per le statistiche comandiane comunque mettiamo un'oretta. Però dai, te lo godi, insomma. Cioè alla fine sei proprio qua nel centro del mondo, sei. Vediamo che atterraggio riesco a fare, ho già il terrore, ragazzi. Mamma mia. E mi son beccato la pioggia, vai di pioggia, ma porca troia. Piove, ragazzi. E viene anche giù. Piove, senti come piove, senti come viene giù. Fanculo però. Che sfiga, oh.
Solo io potevo beccarmi la pioggia cumendiana. Dio sento. Ma lo di screenshot va che è meglio. Vai. Mancano circa 68 Ragazzi, miglia. Mancano 20 miglia, ormai ci siamo. L'aeroporto è di qua. Per fortuna non piove più, bel tempo. Speriamo in un buon atterraggio, raga. Speriamo in un buon atterraggio. E chiaramente in manuale. Ragazzi, adesso tocca a noi. La pista ce l'abbiamo là. Adesso devo andare in manuale, fioi. E so cazzi. Adesso sono cazzi, fioi. Con calma, ragazzi, con calma e ce la possiamo fare. Ok. Ciao. Siamo in manuale adesso. Mi sto cagando leggermente addosso, la cosa è abbastanza ufficiale purtroppo. Non siamo neanche stradritti. C'è molta tensione al Princess Giuliana, un porco sta per atterrare, quindi... Ok, ho messo anche i flaps e sbordo. Saremo giusti? Non saremo giusti? Chi lo sa? Lo scopriremo tra poco. Siamo tutti in manual adesso, con la nostra cloche. Occhio piano. Oh, dritti, siamo dritti. E adesso speriamo bene. Mamma mia che tensione, ragazzi. Una tensione quasi indescrivibile. Una tensione un po' porca. Qui al Princess Giuliana. Cazzo, scusate. Sorry. Che non sono drittissimo, ma mi sto cagando addosso, è ufficiale. Mamma mia, mamma mia. Piano. Vado un po' leggermente brusco, niente da fare. Atterraggio un po' di merda, ma va bene. Siamo arrivati all'incirca. Io ci ho provato, ma all'ultimo proprio l'ho ciccata. Vabbè. Eccolo qua. L'aeroporto è fatto molto meglio rispetto a quello di default. Siamo stati, insomma... Alla fine non siamo morti, però atterraggio iperbrusco che con una simulazione più elevata era distruzione dell'aereo con 52.000 morti. Buon rango, sotto il comandante veneziano, al prossimo video torniamo con i nostri Boeing / Airbus. Un saluto dal comandone venezianus. Ciao!